Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi è domenica 11 settembre, si preannuncia una domenica molto noiosa, però con un clima veramente bello. Vediamo un po' come passare una domenica così. Soprattutto per ora sto caricando veramente molti video. Mi piacerebbe sapere se vi stiano piacendo i miei contenuti. Vorrei avere un vostro feedback e dei vostri consigli che potreste scrivere giù nei commenti. Comunque sia, io penso di metterci molto più impegno di prima a fare un video. Soprattutto sono migliorato con le copertine, secondo me. E niente, adesso c'è un bel sole, c'è una bella giornata, questa zona è molto carina. Di nuovo qui a prendere un po' di sole. Sempre bello questo posto, ma guardate i miei occhiali, è successa una cosa veramente di una sfiga incredibile. Mi sono caduti gli occhiali, una lente si è staccata e si è inserita perfettamente dentro una di queste fessure. Questa penso sia sfiga. Comunque c'è anche oggi abbastanza gente fuori. Incredibile, guardate, sistemati. Mi hanno aiutato ad aprire quella parte di legno, quella trave, e dentro per fortuna c'era la lente, quindi occhiali salvi. E il sole è andato via, mentre là si sta svolgendo la finale del torneo di briscola, là si sta svolgendo la finale del torneo di scacchi. Io vado a fare una doccia e esco fuori, anche perché il sole è finito. Che meraviglia questa Mercedes, la Mercedes del Palermo. Sono appena uscito e adesso ci starebbe un bel caffettino. In pratica è da 2 anni che non vedo il mare, quindi ogni occasione per prendere il sole per me è molto importante. Si vedono in giro soprattutto molte ragazze che indossano questi abiti proprio perché è il periodo della festa della luna. Per quanto riguarda il mare, io ho provato ad andare più di una volta a Hainan, però le moltissime regole di prevenzione della pandemia mi hanno fatto, come dire, mi hanno fatto desistere, cioè mi hanno fatto passare la voglia.哎，你好，好久不见。对，可以来一杯浓缩吗？可以，可以。我坐在外面，一杯凉水啊，谢谢。Che bello sto bicchiere, eh? Però brucia un po' tenerlo in mano. Caffè spettacolare. Prezzo spettacolare, 7 yen, circa €1, perfetto. Mamma mia, che bella questa zona, ragazzi, veramente molto bella, tanti alberi. Guardate qui che Shufunes. Tu sai che significa Shufunes? Se lo sai scrivilo nei commenti. Sul cellulare ho scaricato Randonautica, quell'applicazione che genera dei punti casuali sulla mappa, loro dicono punti quantistici, ti dovrebbe fare trovare qualcosa di particolare. Visto che non so cosa fare in questa domenica pomeriggio, proviamo. Facciamo potenza. Area più anomala dei punti casuali. Vediamo un po'. 20 gettoni gufo. Ok, trovato. Ok, quindi devo andare da quella parte. Avevo messo 1,6 km come raggio e invece siamo a una distanza di 2,5 km. A me piacciono un sacco questi scorci qua, veramente molto belli.
anche questo palazzo. Che belli sti palazzi. Ora scusate la pronuncia, ma Chuanjian Guojia Wei Shan Chengshi Tigao Renmin Jiankang Shuiping. In pratica significa edifichiamo una città pulita, miglioriamo il livello di salute delle persone. Qui è pieno di questi slogan di questo tipo. Seguendo il navigatore, tra un po' devo attraversare uno dei parchi più importanti di Shenyang, Zhongshan Gongyuan. Il parco Zhongshan. Zhongshan Gongyuan. Lo so che queste immagini vi potrebbero sconvolgere, visto che per voi la Cina, per molti di voi, la Cina è senza alberi, senza verde, è tutto cielo grigio e non si può respirare. E invece esistono posti come questo. E sono anche tanti, sinceramente. L'applicazione mi ha detto di uscire da questa parte, poi andare a destra. Chissà cos'è questo monumento. Penso sia un'ex cisterna dell'acqua, probabilmente. Che casino! Una cassetta della posta, molto bella. Qua probabilmente stanno costruendo la linea della metro, la 3 o la 4. Pizza Hut. Devo superare l'incrocio e poi il mio obiettivo dovrebbe essere sulla destra. Sono a 600 metri dall'obiettivo, non vedo più niente, devo cambiare occhiali con questa transizione. Finalmente qualità HD 4K per i miei occhi. Ma che buoni, Xiaolongbao. Ma dovremmo essere quasi arrivati. 商场品牌服装、户外用品全部清仓处理，男女款式、百余款万一件商品一件不留，低于成本价全部清仓。 Ok, devo andare da questa parte. Dammi Shupanyoma. Ma che vi devo dire? Incredibile. Ok, ho trovato un mercato incredibile. Fantastico. Mamma mia. Però mi dice di girare qua a sinistra. In teoria il punto indicato dall'applicazione è questo qua, questo carro di meloni, di angurie. Non penso sia molto interessante, però ho trovato un mercato veramente figo, veramente bello. Ma voi avete mai provato questa applicazione? Perché secondo me è un po' un mezzo scam. Anche tutti i video che vediamo su YouTube sono dopo 100 tentativi trovano un posto.
interessante. Non ci posso credere che sono tutte al primo colpo, è impossibile ragazzi. Cioè mi ha fatto arrivare davanti un camion di angurie dopo 2 chilometri a piedi, ma di che stiamo parlando? Sono quasi le 6, quindi qui è ora di mangiare, è ora di cena. Sto pensando a cosa mangiare, quasi quasi dopo la riapertura mi mangerei un bel sushi stasera. Ci sta, dai, sono in forma, posso mangiare, dai, posso mangiare un po' di sushi. Ho preso la bici perché sono veramente stanco di andare a piedi. Qua c'è anche un bel lago dove la gente viene a fare pesca, spero sia pesca sportiva. E qui dall'altra parte c'è un bel parco. Vi faccio fare un giro. Zide Nagaluoso, ma più tardi penso andrò in questo pub a vedere la Formula 1, ma adesso basta, ho fame, andiamo a mangiare sushi. Sono le 6:30 ed è già buio. E questo è un ottimo all you can eat di sushi a Shenyang. Hello. Igor. Questi sono i primi piatti che mi sono arrivati. Vongole piccanti e questa prelibatezza. Questo è il riso caldo con sopra pesce crudo e un uovo pastorizzato crudo. E qua c'è il sashimi. Questo qua è il pezzo di sushi più buono. Dopo una mescolata si presenta così. Vi faccio vedere un pezzo di salmone crudo e poi mangio con calma. Buonissimo, buonissimo, troppo buono. Mamma mia, sono pienissimo. Adesso ho 20 minuti per arrivare al bar e vedere la partenza del Gran Premio d'Italia. Sono arrivato, speriamo che facciano vedere la gara. Non voglio vederla fuori per strada su TV8.
C'è un po' di tensione per questo Gran Premio a Mattarella. Ci siamo, ci siamo. No, 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 no. Buona partenza. E che succede ora? Ora ripartono a parità di gomme, mi sa che non può succedere nulla di buono. In pratica la gara finirà così, con la safety car, con 2 doppiati in mezzo. Boh. A me pare una buffonata, sinceramente. Ma ragazzi, spero che questo video qui improvvisato vi sia piaciuto. Peccato per la gara, comunque potevano mettere una bandiera rossa visto quello che è successo. Vi faccio vedere un attimo cosa c'ho davanti. Qua fanno i cocktail. C'è un altro street market improvvisato. Mamma mia, quante biciclette. Ragazzi, se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace e se non siete iscritti iscrivetevi al canale. Grazie, ciao.